Io credo che Massimiliano sia rimasto l'ultimo operaio scrittore o scrittore operaio di questo Nord-Est. L'ultimo che riesce a raccontare quello che è successo e che stiamo dimenticando in fretta, o forse vogliamo dimenticare in fretta come territorio. Lui racconta in particolare l'esplosione, lo stravolgimento, la rivoluzione che c'è stata in una zona ben precisa, che è quella di Pordenone, una zona a cavallo tra Veneto e Friuli, una zona che risente di un certo tipo di mentalità veneta e allo stesso tempo c'ha le chiusure di una mentalità friulana. Lui ha imparato bene la lezione del meglio che è espresso nella letteratura di questa regione da Pasolini, che si interessava in particolare ai cambiamenti della società, a Sgorlon, che ha seguito bene i cambiamenti della società ma era molto attento all'animo dei friulani, al loro spirito, a quello che facevano. Allo stesso tempo è portato verso il presente. Lui rappresenta una generazione che è anomala e che credo che sia ancora alla ricerca di un'identità, e probabilmente il libro è proprio la ricerca dell'identità. Una generazione che è anomala perché il nonno faceva il contadino, aveva la stalla, aveva la casa colonica, poi è arrivata l'industrializzazione violenta, selvaggia e rapidissima, la Zanussi, che ha stravolto tutto. La Zanussi, non guardatela oggi che è una cosa completamente diversa, la Zanussi era talmente coinvolgente insieme a quello che c'era accanto da trasformare una cittadina in una provincia, quindi da darle un peso non soltanto economico ma un peso politico. Se è vero che la Fiat era Torino e Torino era la Fiat, è altrettanto vero che la Zanussi era Pordenone e Pordenone era la Zanussi. E allora lui appartiene a questa famiglia che viene stravolta e che diventa da contadina operaia, ma ci muore in queste fabbriche, un po' perché non è abituata, un po' perché lavorare è difficile, in mezzo non ci sono le sicurezze, non si usano i filtri che si usano oggi, per cui non è difficile che, se non nella Zanussi ma nelle vicine concerie o fabbriche tessili, si possa morire. E allo stesso tempo il padre è un operaio che tramanda la capacità di fare soltanto quello, cioè diventa una città che cambia anche fisicamente, e nel libro trovate tutti questi cambiamenti, trovate la casa colonica e la casa popolare, la casa degli operai e quella dei dirigenti, trovate l'epoca delle macchine, trovate la rabbia, perché adesso è arrivata una generazione dove non è più il lavoro come una volta, non è più il mito del lavoro fisso, del posto fisso che ti accompagna sino alla fine, è qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso perché c'è l'incertezza. Pensate che qualche anno fa Santa Rosa aveva scritto in un libro che nel 2019 sarebbe accaduto qualcosa di particolare, sarebbe arrivata una pandemia che avrebbe cambiato le cose in tutto il mondo, che avrebbe lasciato un segno e avrebbe soprattutto, e io spero che questa parte della profezia non si verifichi, perché avrebbe cambiato proprio il tipo di economia, il tipo di società, le classi sociali che ci sono, perché alla fine a perdere sono sempre i più deboli, sono sempre i poveri e non sono mai quelli che comunque galleggiano sempre e comunque. Per cui non so dove avesse trovato la capacità di questa profezia, perché c'era anche la data precisa e parla di un morbo. Chiaramente non poteva pensare che fosse il Covid, ma qualcosa che mostrava la debolezza, l'incertezza, la fragilità di una società che credeva di essere immortale e che invece scopre che qualcosa non è proprio come se lo aveva immaginato. E il libro segue questa generazione, la segue in tutte le sue espressioni, da quella positiva a quella negativa. Ci sono questi ragazzi che il sabato sera o spesso tutte le sere non sanno cosa fare, c'è chi sconfina nella droga, chi sconfina nell'alcol, chi prende la moto, chi cerca i soldi per andare al concerto di Vasco Rossi, e quindi questa generazione che si disperde e alla quale non basta più il lavoro, perché è una cosa diversa da quella per la quale si sono preparati ed è diversa anche da quella che facevano i loro padri, i loro fratelli
fratelli maggiori cerca un'identità. Io credo che il senso del libro, che è un romanzo, che ha delle pagine anche molto belle, molto fitte, alcune anche molto dure, come può essere dura la gioventù, davanti alle difficoltà, davanti a un muro nel quale non si vede nulla, ma che non si può passare, non è penetrabile, e quindi è un romanzo vero e proprio, con tutte le caratteristiche di una lunga scrittura. Non spaventi il numero delle pagine, perché la scrittura è fluida, lo stile è molto rapido, secco, sciolto. Questo non vuol dire che sia mai banale, non scende mai nella banalità, c'è una sua personalità, anche una personalità che lo porta a esprimersi con parole che non sono quelle esattamente di uso comune, ma che sono quelle spesso di una generazione magari meno comprensibili o meno accettabili per la mia generazione o per un'altra che viene subito dopo. E quindi queste sono le qualità del libro, la spinta a leggerlo, perché ho detto all'inizio che lui è uno scrittore operaio o un operaio scrittore, perché se ci fosse ancora il mio amico Federico Bernardi, oltre al metal mezzadro, leggendo questi libri, sarebbe inventato il metal scrittore, che è qualcosa che ci manca. Io ricordo che nella mia generazione, negli anni 60, aveva degli scrittori che hanno accompagnato il miracolo economico, ma non l'hanno accompagnato con facilità, non hanno accompagnato anche dei giornalisti importanti, l'hanno accompagnato con rabbia, con consapevolezza. C'era un famoso articolo di Bocca che racconta come a Vigevano siano tutti ricchi, fanno tutte le scarpe e tutti lavorano 2 o 3 lavori, e Bocca va lì e inizia il pezzo: soldi, 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 punto. Se c'era qualcos'altro a Vigevano io non l'ho visto. E questa era una delle dimensioni del miracolo economico. E c'era uno scrittore arrabbiato, bravissimo, che forse avrebbe meritato anche qualche pagina di più nelle letterature, che finisce, che muore, suicida perché la vita non gli piace più. Il suo capolavoro era proprio titolato La vita agra, perché Luciano Bianciardi, che a un certo punto racconta il suo passaggio. Era un uomo colto, un intellettuale che va via dalla Toscana, dai paesi dei minatori che lui aveva visto portare via la roba con le carriole, scavare spesso quasi con le mani, poi nella grande città dove c'è il miracolo economico, dove lo aspettano, perché l'intellettuale fa fino nel salotto del commendator Ponti, o quello della Inis e degli altri, però è tanto il contrasto, tanta la difficoltà, che alla fine Bianciardi se ne va arrabbiato, dice: mi piacerebbe continuare a raccontare di quei minatori. Ecco, Santa Rosa non se ne va arrabbiato, perché la rabbia l'ha smaltita e si prepara alla prossima, però anche lui non è che piacerebbe raccontare oggi, lui racconta quello che è successo ieri e cerca di mettersi davanti e di farci capire. In fondo, se vi guardate attorno e vi chiedete dove è finita la classe operaia, scoprirete che Santa Rosa ha ragione.